Sammariosa nasce nei lontani anni '80. È nata come una società giovanile agricola, eravamo 4 soci a suo tempo giovani. Il primo progetto che era stato messo in atto erano le serre in ferrovetro, che oggi sono dedicate esclusivamente al vivaio, che ci serve per tutte le nostre produzioni, sia estive che invernali. All'epoca il mercato di riferimento era il mercato di Cagliari, il mercato ingrosso di Cagliari, e pian piano abbiamo cominciato a allargare anche i mercati di Sassari, di Nuoro. Negli anni abbiamo sempre avuto bisogno di maggiori superfici e ci siamo, diciamo così, adattati con degli altri produttori della zona a far sì che ci facessero queste produzioni esclusivamente per noi, e quindi vi davamo tutto quello che era il know-how per poter produrre il melone come volevamo noi. Nel 2013 avevamo acquisito un'azienda dismessa che produceva proprio prodotti trasformati di ortofrutticoli, e da lì piano piano quindi abbiamo cominciato anche questa nuova avventura per quanto riguarda il trasformato. Il nostro grande progetto è sempre poter offrire qualità ai consumatori, cioè quindi far sì che tutto quello che noi produciamo con il fresco si possa trovare anche destagionalizzato. Per noi il territorio è fondamentale, cioè viviamo all'interno di tutta la regione Sardegna, che è un contesto di salubrità e di qualità eccelsa, quindi non dobbiamo mica rovinarla noi, anzi noi dobbiamo rafforzare questo rapporto.